Quando... Buongiorno a tutti, buongiorno, saluto il presidente di Avis Carmignano, Antonio Giacchi, saluto la dottoressa Martina Pezzella, specializzanda in cardiologia, saluto tutti voi soci di Avis, invitati oggi a questa conferenza stampa che ho l'onore di presiedere da consigliere regionale ma anche da sindaco uscente del comune di Carmignano di Brenta e il comune che mi ha permesso insomma, di essere qui in consiglio regionale, quindi ospito molto volentieri, è un onore per me ospitarvi proprio come delegazione carmignanese, oltre insomma, a rappresentare l'Avis e l'associazione di volontari. Questa conferenza stampa è una conferenza stampa che vuole presentare la vostra iniziativa e quindi poi lascerò spazio a voi che la conoscete, l'avete programmata, l'avete sicuramente organizzata nel minimo dettaglio, ma oggi siamo in conferenza stampa in questa sala stampa che è definita dalla Regione la Casa dei Veneti, perché questo è uno spazio di ascolto, uno spazio di confronto, uno spazio dove vengono presentate iniziative, dove si promuove il territorio e quindi abbiamo questo compito anche da consiglieri regionali di farci da portavoce del territorio, delle istanze del territorio e di iniziative che hanno chiaramente una valenza regionale ed Avis non può che essere un'associazione che ha diciamo una valenza regionale. Oggi apriamo le porte a voi, le porte ai volontari di Avis, come voi aprite le porte della speranza e della salute a migliaia di cittadini che hanno necessità, perché lo scopo principale di Avis, di volontari, dei donatori di sangue è aprire le porte e dare una speranza di salute a chi è in difficoltà, a chi ha una salute che non è diciamo, un diritto acquisito ma è una conquista ecco, da lottare tutti i giorni. Quindi questa è diciamo, la volontà in primis di oggi e introduco proprio questa conferenza stampa con una frase di Gandhi che dice: il modo migliore per ritrovare se stessi è perdersi nel servizio degli altri, che significa non perdersi nel senso negativo ma perdersi nella traduzione ecco, di un gesto concreto e straordinario che è quella del dono del sangue. Significa dare una speranza a qualcuno, dare e fare un gesto di solidarietà importantissimo, dare la possibilità di vivere, di guarire a qualcuno e credo che non sia una cosa scontata, ma sia davvero una cosa nobile, una delle cose più nobili, di farlo in maniera ovviamente anonima, farlo in maniera volontaria e dare un supporto a chi ha bisogno. E quindi Avis oggi rappresenta non solo un'associazione di volontariato qualunque, ma rappresenta un'associazione che è un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario, non solo veneto ma anche italiano. E quindi mi permetto di dare due dati a livello nazionale di quello che rappresenta Avis, che anche la Regione ha come monitoraggio: 1.300.000 soci Avis in Italia e oltre 2 milioni di donazioni, quindi un volano di solidarietà importantissimo che fa del Veneto e dell'Italia un modello non solo ovviamente nazionale ma un modello mondiale. Il ruolo del Veneto è un ruolo altrettanto importante. In Veneto abbiamo oltre 130.000 soci come Avis e oltre 208.000 donazioni, quindi anche qui un risultato straordinario che consente alla Regione di avere un livello elevatissimo di autosufficienza trasfusionale. Questo è un dato che va riconosciuto a tutti i donatori e tutte le Avis che lavorano nel nostro territorio. Anche la provincia di Padova ha un ruolo fondamentale, anche qui Avis è molto presente, abbiamo 29.690 donatori attivi, oltre 30.000 soci complessivi, 48.082 donazioni effettuate nell'anno, 43.728 donazioni di sangue intero, 2.845 donazioni di plasma e 1.509 donazioni di piastrine. Quindi numeri impressionanti, numeri che fanno della provincia di Padova una delle province
più di riferimento per quanto riguarda la donazione del sangue, e questo lo dobbiamo grazie ai volontari, ma soprattutto anche grazie a chi, come le sezioni di Avis locali, comunali, promuovono la donazione di sangue, perché non è solo un gesto singolo del donatore, ma è frutto di un lavoro di squadra, un lavoro di volontari, di associazioni che si promuovono e promuovono la donazione del sangue attraverso tante iniziative, ed è quello che fate voi, che oggi presentiamo attraverso questa nuova iniziativa Camminavis, che è la prima iniziativa che voi presentate a livello, diciamo, di questo tipo, però è una delle tante iniziative che avete promosso all'interno del nostro comune negli anni. E se le Avis e i soci continuano a essere presenti nel nostro territorio e fare questo gesto, lo si deve anche grazie al lavoro di promozione che voi fate costantemente attraverso tante iniziative. L'Avis ne ha fatte tante, ma attraverso anche nuove iniziative, perché la vera sfida è quella di non dare per scontato che i donatori si avvicinano ad Avis, ma è proprio Avis che deve andare in cerca, dei donatori. E quindi questa manifestazione è una manifestazione che credo abbia un peso importante, che abbia, diciamo, mette insieme tante cose. Primis la possibilità di promuovere anche gli stili di vita sani, perché quando si sta bene si fa anche bene degli altri, questo è importante, quindi il primo aspetto fondamentale è stare bene. Quando si sta bene si può anche fare del bene agli altri, questo è fondamentale. Quindi lo stile di vita sano, il senso di comunità, perché coinvolge tutta la nostra comunità. Voi pensate che nel documento di economia e finanza, il DEFR, che la Regione ha approvato prima del bilancio di previsione, la prima frase che la Regione ha inserito all'interno del documento di economia e finanza è: la vera sfida della nostra Regione è sociale e demografica, e per superarla dobbiamo mettere la persona al centro, parole di Alberto Stefani, il nostro Presidente, e rafforzare il senso di comunità. Quindi è proprio il senso di quello che state facendo, rafforzare il senso di comunità, fare squadra, mettere assieme, dare un messaggio importante sullo stile di vita sano, come si diceva, per stare bene e per fare del bene, e dopo mettendo insieme solidarietà e promozione del dono del sangue. E credo che questo sia davvero la sfida, che è una delle sfide più importanti e che guarda il futuro sicuramente con concretezza, ma anche con una soluzione che deve andare ad attrarre i nostri giovani, le nostre famiglie a donare il sangue. Stiamo affrontando sicuramente una sfida che è quella dell'invecchiamento. Sappiamo che la popolazione va verso l'invecchiamento, questo è un dato oggettivo. Nel 2030 oltre il 30% dei nostri cittadini veneti avrà oltre 65 anni, che non vuol dire essere, diciamo, vecchi anziani, anzi, ma significa che comunque la popolazione sta invecchiando. Abbiamo meno giovani sicuramente che nascono, anche questo è un altro problema, e abbiamo più richieste di plasma, e questo è un altro dato oggettivo. Quindi rispetto a queste sfide e queste problematiche noi dobbiamo mettere in atto e fare sinergia tra istituzioni, Regione Veneto, comuni, associazioni, cittadini, che guardino al futuro con fiducia, ma soprattutto con un'attenzione particolare agli altri. Anche da consigliere regionale ho, fra l'altro, da pochi mesi presentato una mozione che riguarda anche il tema della sensibilizzazione degli organi, perché anche questo è un altro tema molto sentito anche nella nostra provincia. Sapete che purtroppo oltre il 40% dei nostri cittadini che vanno a rinnovare la carta d'identità elettronica, sapete che adesso non ci sarà più la possibilità di avere quella cartacea, ma si passerà a quella elettronica entro agosto. Oltre il 40% dei nostri cittadini, in particolare nella fascia 18-35, decide di non scegliere, ovvero quando c'è la possibilità di scegliere se donare gli organi, e quindi si può dichiarare all'interno appunto della sottoscrizione della carta d'identità elettronica, oltre il 40% non lo fa. E quindi credo che questo sia, non solo un segnale che va nel senso dell'egoismo, io non credo che sia egoismo, ma sia soprattutto un tema di conoscenza, di paura, di poca sensibilizzazione. Quindi il nostro compito delle istituzioni, compito della Regione in particolare nel mio ruolo, compito delle sezioni, è
far conoscere e promuovere quello che state facendo voi attraverso tante iniziative. Quindi io su questa iniziativa vi ringrazio perché credo vada nella direzione giusta di far conoscere Avis, di far conoscere ai donatori la possibilità di donare, di fare promozione, perché tutte le cose vanno promosse sempre e credo che questa sia insomma l'occasione giusta con questa iniziativa di farlo proprio per dare un supporto, ecco, a chi ha più bisogno. Quindi credo che sia davvero un'occasione unica per non solo Carmignano, ma per continuare a far sì che la vostra attività sia un'attività capita, conosciuta e mai data per scontata. Tante volte diamo per scontato le opportunità, ma molte volte invece ci giriamo dall'altra parte e non le cogliamo, non le guardiamo. Quindi grazie per quello che fate e per me insomma è un onore avervi qua e poter presentare questa iniziativa. Grazie. Adesso lascerei la parola al presidente di Avis Carmignano, Antonio Giachini. Buongiorno a tutti. È per noi un grande onore, come rappresentante delle comunali di Carmignano di Brenta, essere presente oggi in questa sede. Desidero innanzitutto ringraziare il consigliere regionale Eric Pasqualon per aver invitato qui a Palazzo Ferrofini nel cuore delle istituzioni del Veneto per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue, che si terrà domenica 14 giugno. Come realtà comunale, che oggi rappresento simbolicamente tutte le Avis, sentiamo il dovere di compiere un passo in più rispetto alla semplice promozione della donazione del sangue. La nostra missione sul territorio è infatti quella di diffondere una vera cultura della salute, promuovere stili di vita sani. Il movimento e lo sport significano coltivare il benessere dei nostri concittadini. Un cittadino che si muove, che si alimenta correttamente, che si prende cura di sé, è un cittadino che protegge la propria salute e si mette nelle condizioni di poter aiutare gli altri attraverso la donazione. Prevenzione, donazione devono essere sempre camminare insieme. Da questa sede voglio lanciare un messaggio chiaro. La donazione di sangue e di plasma rappresenta un naturale approdo di uno stile di vita sano. Chi dona compie una scelta di grande civiltà, ma per farlo deve essere di buona salute. Movimento, sport e sana alimentazione non sono solo strumenti di benessere personale, ma veri e propri pilastri della medicina preventiva. Un cittadino attivo che si prende cura del proprio corpo è una risorsa preziosa per la società. Da un lato contribuisce a ridurre l'impatto sul sistema sanitario, dall'altro può diventare un potenziale donatore di vita. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra domenica 14 giugno, abbiamo l'onore di presentare oggi due manifestazioni apparentemente diverse ma unite dallo stesso ideale. Il primo manifesto della giornata mondiale guidato dal lancio di Avis Nazionale. Il nostro motto: per dare una mano e stendere un braccio. Trasformare un gesto semplice in un grande aiuto dona sangue e plasma. È un appello universale che ci ricorda come il sangue sia una risorsa insostituibile, biologica e sociale, capace di unire l'umanità intera al di là di ogni distinzione politica, religiosa e di genere. Il secondo manifesto è per noi particolarmente caro, quella della camminata Camminavis, una passeggiata serale a passo libero che organizziamo nel nostro comune proprio nella serata di domenica 14 giugno. Con questa iniziativa portiamo la giornata mondiale del donatore direttamente nelle nostre strade, invitando bambini, giovani, famiglie, anziani a muoversi insieme. La formula del passo libero rappresenta perfettamente il valore dell'inclusione. Non serve essere atleti per prendersi cura di sé e degli altri, basta decidere di fare il primo passo. Unire queste due manifestazioni significa promuovere concretamente la cultura della prevenzione. Chi partecipa alla nostra camminata fa del bene a se stesso, stimola il proprio organismo e adotta uno stile di vita sano. E un cittadino sano e attivo rappresenta il profilo ideale del donatore Avis. Prendersi cura della propria salute significa prepararsi un giorno
a tendere il braccio e aiutare concretamente una persona sconosciuta, ma bisogno di sangue seguendo i valori fondamentali di Avis, dove la donazione è un gesto gratuito, anonimo e periodico. Per dimostrare quanto questa visione sia concreta, oggi abbiamo voluto portare qui a Palazzo Ferrofini una testimonianza che unisca impegno sul territorio, scelta de donna e competenza scientifica. La dottoressa Martina Pezzella è una nostra concittadina, una donatrice periodica della nostra Avis comunale, ma anche un medico specializzando in cardiologia. Ci presenterà il suo lavoro dal titolo Donazione di sangue, salute, attività fisica, un circolo virtuoso per la salute e la comunità, con il quale illustrerà attraverso evidenze scientifiche quanto l'attività fisica sia importante per la salute individuale e collettiva. Le istituzioni qui rappresentate hanno un compito fondamentale: sostenere e promuovere questi stili di vita, integrando sempre di più le politiche sanitarie, quelle sportive e il prezioso contributo del terzo settore. Ringrazio nuovamente il consigliere regionale Eric Pasqualon per la sensibilità dimostrata verso questi temi e per aver voluto ospitare questa iniziativa in una sede così prestigiosa. Un grazie particolare a Francesco Sicuro per il contributo e la vicinanza dimostrateci. Un ringraziamento speciale va naturalmente a tutti i donatori veneti che con il loro esempio e il loro stile di vita mantengono alta la bandiera della generosità della nostra regione. E come ultimo appello vi invito tutti domenica sera alle ore 20 a Carmignano di Brenta davanti alla sede comunale, dove partirà la prima edizione di Caminavis, che penso sia importante per trovarci insieme e per metterci in movimento. Grazie. Grazie al presidente di Avis, Antonio Giachin. Ora passiamo la parola alla dottoressa Martina Pezzella. Buongiorno a tutti, grazie a chi mi ha introdotto. Allora, io oggi vi parlo di donazione di sangue, di salute, di attività fisica che insieme costituiscono un circolo virtuoso per la salute e la comunità. Ogni anno in Veneto sono necessari oltre 250.000 donazioni di sangue e oltre 93.000 litri di plasma. Una singola donazione può arrivare a salvare fino a 3 vite. Facendo esempi concreti, nell'azienda ospedaliera di Padova, nella terapia intensiva cardiologica, dove appunto lavoro come medico specializzando, in media si effettua una trasfusione al giorno, per cui la donazione e la trasfusione diviene un gesto quasi scontato, quotidiano, rutinario, grazie all'elevata disponibilità di emocomponenti che fortunatamente abbiamo in Veneto e in azienda. Mi permetto di parlare un attimino di cardiopatici. Il cardiopatico deve avere un'emoglobina sopra gli 8 grammi decilitro, quindi un valore ben preciso, ed è molto facile scendere al di sotto di tale valore per sanguinamenti, da procedure invasive, da complicanze di interventi, per cui la trasfusione diventa un atto veramente importante. Chi può donare? Allora, secondo le normative vigenti può donare il soggetto dai 18 ai 65 anni, tuttavia previa valutazione medica il donatore periodico può estendere la donazione fino ai 70 anni, con un peso superiore ai 50 kg, è fondamentale in buono stato di salute e in benessere generale. Allora, se è ovvio e scontato il beneficio della donazione sul ricevente, perché la donazione è un atto che salva la vita, oggigiorno, in particolare negli ultimi decenni, è cresciuto l'interesse scientifico per i potenziali benefici che la donazione offre sul donatore. Allora, intanto, in primo luogo, il donatore è sottoposto a screening periodico. Ad ogni donazione, infatti, vi è un'anamnesi che viene raccolta, farmacologica e patologica. Vengono misurati i parametri vitali, quindi pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione arteriosa di ossigeno. Ci sono poi degli esami infettivologici periodici sul sangue donato e il donatore va incontro a un colloquio medico, per cui il donatore è un soggetto estremamente
controllato, in cui è potenzialmente attuabile un'identificazione precoce, una diagnosi precoce di patologie silenti latenti e anche uno screening dei principali fattori di rischio. Allora, sono state formulate, secondo quelle che sono le evidenze della letteratura scientifica, 3 ipotesi biologiche del beneficio della donazione sul donatore. In primis, noi sappiamo che il ferro è un potenziale agente nocivo per la salute. Un eccesso di ferro comporta un aumento di radicali liberi che porta ad uno stress ossidativo e ad una infiammazione che è alla base di numerose patologie cardiovascolari, ma anche i tumori e il diabete. Per cui per ogni unità donata noi abbiamo una riduzione di 200-250 mg di ferro e quindi questo potenzialmente porta a ridurre lo stress infiammatorio per l'organismo, migliora la funzione dei vasi sanguigni, quindi coronarie, carotidi e altri vasi, e quindi complessivamente può andare a ridurre quello che è la progressione della placca aterosclerotica che è alla base dell'infarto miocardico. Secondo, con la donazione noi andiamo a perdere globuli rossi, noi perdiamo ematocrito e questo porta ad una riduzione temporanea della viscosità ematica. Il sangue diviene più fluido e questo migliora poi la perfusione di tutti i nostri organi. Terzo, con la perdita dei globuli rossi noi andiamo a stimolare il midollo a produrre globuli rossi nuovi, cellule giovani che sono quindi più adatte e più pronte a svolgere le loro funzioni di trasporto di ossigeno. Questo è vero dalle evidenze scientifiche, soprattutto per le donne. La donatrice periodica è una donatrice che rispetto alla sua controparte donatrice di pari età ha un ridotto rischio, quindi un 10% in meno, che è moltissimo, di incidenza di malattie cardiovascolari. E questo è molto importante per la donna perché dopo la menopausa abbiamo un aumento del rischio cardiovascolare e quindi questo è un dato incoraggiante. Per cui nel donatore abituale le evidenze sono quelle di una ridotta incidenza di infarto, una riduzione dell'infiammazione e anche una migliore funzione dei vasi sanguigni. Poi, il donatore di sangue è un soggetto che non solo si mantiene in salute perché è sottoposto ad un processo di selezione rigorosa alla prima donazione e poi ai controlli, ma si parla di vero e proprio healthy donor effect. Quindi il donatore è un soggetto che globalmente è più sano rispetto alla popolazione generale e da qui anche la matrice altruistica del donatore che si mantiene sano non solo per se stesso ma anche per gli altri. Come fa a mantenersi sano? Spesso svolgendo attività fisica. Noi ricordiamo come l'attività fisica, soprattutto aerobica, quindi la camminata, la corsa, il canottaggio ed altre attività, portano globalmente ad una migliore performance del sistema cardiovascolare, ad una migliore efficienza del sistema circolatorio, con una riduzione della pressione arteriosa che non è solo in acuto dopo lo sport, ma si mantiene anche nel lungo termine, un mantenimento ovviamente del peso corporeo e anche una riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare, con una riduzione del colesterolo, in particolare del colesterolo cattivo LDL, come vedete scritto, e anche un aumento della sensibilità insulinica con una ridotta incidenza di diabete. Per cui globalmente l'attività fisica va a ridurre l'incidenza di infarto miocardico, di ictus, di scompenso cardiaco, di diabete mellito, di mortalità per tutte le cause e ovviamente di mortalità cardiovascolare. Il soggetto sportivo quindi generalmente è idoneo alla donazione e anche potenzialmente un ottimo donatore. E inoltre dalle evidenze si evince come il donatore sportivo generalmente tollera meglio il prelievo, con migliori appunto tolleranza fisica al prelievo di sangue. Allora, ultimo ma non meno importante è il beneficio psicologico derivante dalla donazione, perché il soggetto che è donatore è un soggetto più predisposto a svolgere azioni di volontariato, di altruismo. Si parla della cosiddetta porta di ingresso. La donazione diviene solo il primo, apre solo la porta a numerosi altri gesti altruistici. Generalmente il soggetto donatore è un soggetto che ha un miglioramento della qualità di vita percepita, della propria salute e anche ad una riduzione dello stress e anche dell'isolamento sociale. Per cui, concludendo, la donazione di sangue è una pratica sicura che offre un beneficio alla collettività e al benessere generale del donatore.
L'attività fisica rimane il principale strumento non farmacologico per la tutela della salute cardiovascolare e i donatori abituali mostrano frequentemente una maggiore adesione a stili di vita salutari, compresa la pratica regolare di attività fisica, per cui il donatore diviene un modello di un cittadino attento alla propria salute e impegnato nella promozione del benessere della sua comunità. Quindi attività fisica, donazione di sangue insieme vanno a costituire uno stile di vita sano a tutto tondo, a 360 gradi. Mi permetto di riprendere la locandina della giornata mondiale del donatore di sangue. Il nostro modo per dare una mano è stendere un braccio e camminare tutti insieme. Grazie a tutti, in particolare al consigliere Pasqualone e all'associazione Avis che mi ha permesso di questo intervento. Grazie. Grazie alla dottoressa Martina Pezzella. Allora, prima di lasciare parola all'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Francesco Securo, chiamerei qui Simone Zanoni, che non era un intervento previsto, però lo invitiamo qui per presentare la camminata, il percorso e anche da dove nasce l'idea e come, diciamo, si svilupperà la camminata e la serata. Grazie della gradita sorpresa. Dunque, la camminata è nata dall'idea di intanto fare una cosa per la comunità, ma soprattutto quella di cominciare a vedere tutte quelle infrastrutture che abbiamo a Carmignano di Brenta, intese come piste ciclabili, vederle come un ausilio per cominciare a ragionare su dei percorsi permanenti per poter fare un'attività fisica costante e aperta a tutti, senza bisogno di dover fare per forza corsa o altre robe impegnative. Abbiamo le ciclabili, volevamo fare dei percorsi di camminata permanenti, segnati, in modo che qualsiasi persona, anche da fuori paese, possa vedere la nostra realtà come un posto dove poter fare attività fisica attraverso dei percorsi dove non c'è traffico, dei percorsi segnalati in modo da dare evidenza al nostro paese e anche a fare attività fisica libera. E quindi questa della camminata è il primo passo verso la creazione di questi percorsi che dopo sicuramente con l'amministrazione comunale di Carmignano avremo modo di mettere giù delle idee e di realizzarli, e portarli avanti. Grazie. Grazie a Simone Zanoni. Ora concluderei la conferenza stampa con l'intervento di Francesco Securo, neo nominato assessore alle associazioni e che porterà quindi i saluti del sindaco Elisa Paiusco. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto desidero ringraziare il consigliere regionale Eric Pasqualon per l'invito, per aver organizzato questa conferenza stampa e per l'attenzione che continua a mettere a disposizione del nostro territorio e delle nostre realtà associative. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco Elisa Paiusco. Oggi sono particolarmente emozionato principalmente per due motivi. Il primo è legato al fatto che è il mio primo intervento, il mio primo discorso da assessore. Proprio ieri sera c'è stato il giuramento del sindaco e l'insediamento della nuova amministrazione comunale in consiglio e appunto come anticipato dal consigliere Pasqualon, tra le deleghe che mi sono state affidate in questo mandato ci sono proprio le associazioni e il volontariato. Il secondo motivo è legato alla sede che ci ospita. Essere qui nella prestigiosa cornice di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, rende questo momento ancora più significativo. Oggi siamo qui per presentare e abbiamo presentato un'iniziativa, una vostra iniziativa,
che viene organizzata in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue e che vuole promuovere il valore del dono. Come è già stato detto, è un valore semplice ma allo stesso tempo straordinario, perché vuol dire dedicare una parte di se stessi agli altri senza chiedere nulla in cambio. Per questo io voglio veramente ringraziare di cuore Avis Comunale di Carmignano di Brenta, il presidente Antonio Giachin, ma tutti i soci e i volontari che con passione e costanza diffondono ogni giorno e in ogni iniziativa il valore della solidarietà. Io voglio anche, e colgo l'occasione per ringraziarvi veramente di tutte le iniziative, di tutti i progetti che fate durante l'intero anno, rivolta alla nostra comunità di Carmignano e non solo, spesso in collaborazione anche con altre associazioni del nostro territorio e in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il vostro lavoro è un lavoro veramente prezioso che contribuisce a trasmettere dei valori educativi e civici fondamentali anche verso le nuove generazioni, penso anche ai progetti e al progetto all'interno delle scuole o negli incontri con i neodiciottenni. Come assessore alle associazioni e al volontariato considero il mondo associativo un patrimonio importante per la nostra comunità, perché voi siete il cuore pulsante della nostra comunità e del nostro paese. Come amministrazione comunale ovviamente noi siamo al fianco di tutte le associazioni del nostro comune e quindi anche a fianco di Avis, Carmignano e Camazzole e continueremo a sostenere i vostri progetti, le vostre iniziative e le vostre nuove idee come quella appunto prima lanciata da Simone che già in campagna elettorale ne avevamo discussa e che andremo ad attuare sicuramente. Io concludo ringraziandovi tutti voi, ringraziando per questa bellissima giornata, per questa bellissima esperienza. Ringrazio il consigliere regionale Eric Pasqualon e invito tutti a partecipare domenica 14 alla vostra camminata perché è un'occasione per stare assieme, per sensibilizzare la cittadinanza e per celebrare il valore del dono. Quindi grazie e buona giornata. Allora direi che abbiamo concluso questa conferenza stampa, sono particolarmente colpito e orgoglioso di questa iniziativa, quindi io ringrazio di nuovo il Presidente Antonio Giachin, tutto il direttivo di Avis, i volontari, Martina Pezzella per la presentazione scientifica molto precisa e molto puntuale, tecnica, quindi la ringrazio, credo che avere dei professionisti, soci di Avis che possono portare queste istanze sia un valore aggiunto per l'associazione, per la nostra comunità e possa anche essere attrattivo per i giovani che devono avvicinarsi a questo mondo, quindi ci sono tutte le carte in regola per poter continuare ad allargare l'associazione, a promuovere il dono del sangue come si diceva e anche a promuovere iniziative come questa, Camminavis, ma anche tante altre iniziative che come si diceva Avis propone nel nostro territorio. Quindi il mio è un complimento e anche come non solo amministrazione ma in particolare come ruolo di consigliere regionale continueremo a sostenere il terzo settore, le associazioni, il mondo di volontariato e anche investendo non solo nelle buone pratiche di buoni stili di vita ma anche in tutto quello che comporta poi la promozione degli stili di vita sani, cioè impiantistica sportiva, infrastrutture, ambiente, cioè tutte quelle che sono le componenti che gravitano attorno allo stare bene, perché poi lo stare bene è fisico e mentale, sono investimenti nella sanità, ma sono anche investimenti in quello che, come si diceva, è collegato alla sanità, quindi impiantistica, si diceva, sportiva, ma anche mobilità sostenibile, le reti di piste ciclabili che consentono di fare sport in sicurezza per le nostre comunità e quindi dando una possibilità in più ai nostri cittadini di non avere scuse di stare a casa ma di muoversi in un territorio sicuro, un territorio messo in rete, un territorio che può attraversare il nostro bellissimo fiume Brenta ma che può anche attraversare in sicurezza il centro urbano. Quindi credo che questi siano investimenti che vanno nella stessa direzione vostra di dare la
priorità allo stare bene, e quindi lo stare bene che vuol dire anche far stare bene agli altri, come abbiamo detto più volte. Quindi grazie per questa opportunità, anch'io sarò presente domenica ovviamente, e promuoviamo più possibile questa iniziativa per far sì che la comunità si renda conto dell'importanza di questa iniziativa. Quindi grazie all'Avis, grazie a tutti e buona giornata.